Buongiorno a tutti, vi mando solo quel poco che si può fare, tanto per salutarvi e per dirvi che non vi ho dimenticato, siete sempre con me quando è possibile. Siamo al Pinumbrela, questo dosso bellissimo sopra il lago e sopra Monte Olimpino, dove fu piantato questo splendido pino marittimo che diede il nome alla località. E laggiù c'è il nostro lago e la città. Laggiù ci sarebbe il Monte Rosa, ma si vedono solo le montagne più vicine e le nubi ci nascondono la vista. Comunque da qui c'è tutta la nostra pianura, bellissima, abitata, però bella, e laggiù in fondo, nelle giornate limpide, c'è Milano. La città di Como e sullo sfondo il Montorfano. Brunate, Boletto, Bolettone, Palanzone, Bisbino e laggiù il Generoso col suo tradizionale cappello. Sono salito da Cernobbio e mi sono avviato lungo la strada che va verso il Bisbino. Voglio stare con voi anche oggi, anche se non mi vedete, però mi sentite. Sono arrivato a Madrona, la frazione alta, sopra Cernobbio e Ravenna, e salgo ora, comincio a salire sulla neve, e ce n'è tanta. Qui, lungo la salita, c'è il bivio per andare all'Alpe Gombe, che è un'Alpe che c'è sulla sinistra del Monte Bisbino. Si continua a salire. È bellissimo perdersi nella neve alta. Qui ce ne sono forse 2 metri ed è un paesaggio fantastico. Dopo un'oretta di cammino sono arrivato al rifugio Bugone. Guardate che meraviglia di paesaggio da quassù. Continuo ora a camminare e mi avvio in questo bosco d'inverno che è fantastico. Non c'è nessuno, solo alberi e neve. Sono arrivato al rifugio Murelli, un'altra oretta di cammino e qui mi posso perdere magnificamente. Il rifugio che è in una posizione fantastica su un dosso meraviglioso. C'è anche il cartello che ci indica che siamo davvero arrivati, siamo proprio qui. E qua troviamo l'unico mezzo con cui è possibile muoversi in questa situazione. Auto e altri mezzi sono assolutamente vietati, solo questo è il mezzo che può viaggiare qua. È ormai l'una, ho camminato parecchio, penso di meritarmi il pranzo in un posto meraviglioso. Posso mangiare e guardare questo panorama fantastico. Qui, in un angolino, sepolta dalla neve, questa Madonnina resiste al freddo, alla neve e a tutte le intemperie. È bellino questo angolo, molto suggestivo. Questo è il panorama che possiamo vedere dal rifugio. Si vede tutta questa meraviglia che ci circonda. Lassù in alto è l'Alpe San Bernardo a sinistra. Mi avvio all'ingresso del rifugio e mi sorprende questa bellissima scultura di legno. Evidentemente qualcuno nei momenti tranquilli si diverte a fare queste cose molto belle. Non c'è nessuno, sono qui da solo, ma il rifugio è aperto. Che meraviglia! Lungo la strada qualcuno è rimasto sorpreso da una nevicata improvvisa e gigantesca.
e l'auto è stata sepolta dalla neve, è stata abbandonata qui. Non c'è nessuno, solo l'auto abbandonata. Cammino ancora da solo lungo questo sentiero e non c'è nessuno, solo neve, alberi e sole. Ora sono salito al Bisbino, un sentiero impervio e con la neve che mi arrivava alle ginocchia, ma sono riuscito ad arrivare quassù. Qui è dove arriva la strada che normalmente d'estate si percorre per salire in Bisbino e questo è il panorama che si gode. E quella lassù è la splendida chiesina in vetta al Bisbino. Se volete una curiosità, io 50 anni fa mi sono sposato proprio in quella chiesina. La chiesa è aperta qui di fianco e davanti a me c'è un bellissimo presepe. Qui dalla vetta di fianco alla chiesa c'è una splendida vista. Ora il Monte Generoso e poi il Monte Rosa sullo sfondo e dall'altra parte il Grignone, la Grignetta e il Resegone, le montagne di Lecco. Saluto la vetta, mi avvio verso il ritorno e la chiesina resterà nella mia vista e nel mio cuore. E dopo più di 5 ore di cammino arriva anche il tramonto. Il sole se ne va ed io torno a casa. Una bellissima giornata.